Amici ed amiche, eccoci, buongiorno e siamo ancora qui presso la chiesa Anime Sante del Purgatorio, oggi venerdì santo 2023 e vedete oggi vi regaliamo delle emozioni incredibili perché la chiesa è completamente diversa da come ve l'avevamo fatta vedere qualche giorno fa. I gruppi sono già in ordine d'uscita collocati dentro la chiesa e sono tutti addobbati coi fiori. È proprio sui fiori che vogliamo oggi regalarvi le emozioni. Allora siamo qui non a caso davanti al gruppo della Sollevazione affidato al ceto dei falegnami calzaturieri perché da questo gruppo ci sarà una novità. Ecco, vorrei che si avvicinasse, ecco, Carmelo Carriglio, figlio d'arte Carmelo. E ricordiamo tuo padre Niccolò Carriglio che è stato l'anno scorso, che è scomparso l'anno scorso e che è stato un console storico di questo gruppo. 60 anni di processione e quindi una sua passione sviscerata proprio fin da piccolo, quindi ovviamente questa passione me l'ha trasmesso anche a me da piccolino. Pensate che avevo 8 anni alla mia processione, la mia prima processione all'età di 8 anni, oggi ne ho quasi 55, insomma pensate voi. Lo zio Niccolò Carriglio che molti qui dei misteri chiamano zio perché era davvero una figura storica della processione. Quest'anno, Carmelo, abbiamo una novità legata a tuo padre, al ricordo di tuo padre, legata al vostro gruppo. Ce ne vuoi parlare? Sì, in pratica mio papà aveva sempre un desiderio, perché quello di ricevere una marcia a suo nome o a suo cognome, e quindi quest'anno il maestro Nino Oddo, facente parte dell'associazione banda musicale di Buseto Palizzolo, ovviamente come promesso, la Santa Cecilia gli ha scritto la marcia come promesso, perché mio padre, c'era un piccolo aneddoto, no? Mio papà gli diceva sempre, siccome la banda ha suonato per 20 anni, circa 20 anni nel nostro gruppo, gli diceva sempre: Nino, maestro, quando mi scrivi sta marcia, quando me la scrivi? E il maestro gli diceva sempre: guarda che la marcia si scrive in memoria di qualcuno che non c'è più. E quindi mio padre gli diceva sempre: e io come faccio a sentirla? Dice: beh, c'è tempo. Quando papà l'anno scorso poi ovviamente è andato a miglior vita, Nino, come promesso, mi ha telefonato, mi ha contattato e mi ha detto: Carmelo, io scriverò la marcia per papà. E ha mantenuto la promessa, è questo che ha scritto nel post il maestro Nino Oddo, perché ha mantenuto la promessa rivolgendosi proprio a Niccolò Carriglio. Volevi la marcia e io la marcia si intitola Carriglio e la sentiremo quando? Durante la processione. Sarà la seconda marcia, la prima marcia all'uscita sarà la sollevazione della croce e poi vicino alla cattedrale sentiremo a Carriglio la marcia di papà. Grazie Carmelo, grazie. Quindi grazie a voi. Allora abbiamo questa novità, quindi sarà eseguita questa marcia nuova del maestro Nino Oddo dedicata allo zio Niccolò Carriglio. A proposito, Massimiliano, ti lancio un assist. Nino Oddo non è nuovo alle marce, ce n'è una proprio legata a questo gruppo che è molto famosa come marcia ed è stata pure esportata nel mondo. Sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, è la Sollevazione, è una marcia che è stata composta dal maestro Oddo oltre un decennio fa e che ha subito suscitato il piacere della città. È una marcia che si discosta parecchio dalla tipologia di marcia che siamo abituati noi ad ascoltare a Trapani, è una marcia molto dolce, ha anche un'impronta classicheggiante, no? Ed è una marcia che ha incontrato il gusto anche di altre nazioni, so che l'hanno suonata in Spagna e so addirittura che la vanno a suonare anche in alcuni paesi caraibici, per cui insomma è una delle marce più richieste, si fanno diverse entrate con questa anche marcia. Ecco, a proposito di marce nuove, Massimiliano, ci vuoi parlare che un po' la tendenza degli ultimi anni è quella di valorizzare più le marce nuove e c'è sempre quel filo sottile che va a discriminare anche le marce un pochino, quelle più tradizionali a cui i trapanesi sono più affezionati. Ecco, ci vuoi parlare un po' di questo? Sì, c'è un'impronta chiara da parte di alcuni maestri che hanno lanciato questa moda nell'ultimo ventennio.
forse il primo è stato proprio il maestro Claudio Maltese. Già a metà anni 90 lui scrisse Pacicota, Trapanisa, insomma Madre Pietà, anche molto carina. A seguire ci fu quello che stravolse davvero il modo di comporre, che fu Silvio Barbara con l'omaggio alla memoria dei vecchi musicanti, con quella seconda parte trionfale che sa quasi da parata, che è stata fatta per la prima volta nel 2000 credo che sia del 99 la marcia, esatto, sì. Però nel 2000 è stata Poi eseguita nella processione, è stata poi eseguita. A seguire il maestro Alberto Anguzza, che ha composto diverse marce per l'Addolorata, da cui proprio l'Addolorata sarà la marcia sicuramente d'ingresso loro, oltre a Maria di Nazareth, che è anche una marcia molto gradevole. Ultimamente ha fatto delle ulteriori composizioni. Mi permetto di aggiungere Antonio Anastasi, che proprio è, come dire, un maestro molto giovane, ma che recentemente anche lui sta componendo in maniera molto gradevole, con quell'impronta forte trapanese, come dire, dove si sentono soprattutto forti i suoni dei bombardini, le pipe vanno alle stelle. Diciamo che la processione dei misteri è comunque una vetrina anche dal punto di vista artistico, perché molti nella processione dei misteri, ecco, si esprimono artisticamente, chi lo fa con la musica, chi lo fa con la poesia, insomma, la processione dei misteri è comunque un contenitore di emozioni inesauribile. Volevo semplicemente dire che ho citato alcuni dei maestri, ma ce ne sono altri, mi viene in mente anche il maestro Carpitella, il maestro Oddo l'abbiamo appena citato, come dire, stiamo citando quelli che magari ci hanno emozionato di più. Esatto. Allora vorrei che Massimo ci seguisse, perché vorrei raggiungere un pochino questo gruppo. Massimiliano, ti vorrei qui vicino a me. Vedete questo gruppo, che è il gruppo Ecce Homo, che è affidato al ceto dei calzolai e calzaturieri. Quest'anno, vedete, esce con questo fiocco nero, perché il gruppo è a lutto per la scomparsa lo scorso 3 luglio della giovane Tiziana Taormina, che era la discendente di una delle famiglie storiche legate a questo gruppo, la famiglia Taormina. Avevamo pensato di far parlare il papà o il fratello, ma non se la sentono. Ma un ricordo, Massimiliano, noi che abbiamo vissuto anche vicino a Tiziana Taormina, tu in particolare, ecco, un ricordo di Tiziana come donna, ma come figura della processione dei misteri. Tiziana, nonostante la giovane età, aveva appena 38 anni, era una veterana della processione. L'ha fatto per 34 anni, diceva sempre che già a 4 anni era in processione con lo standard in mano. Insomma, i ricordi di Tiziana, ad esempio, questa notte è mancata Tiziana. Noi, un popolo della notte dei misteri, come dire, stiamo qui fino a volte quasi all'alba, e lei era sempre con noi, insomma, il confronto sugli addobbi, su come si sarebbe poi sviluppata la processione il giorno dopo. E poi dico, l'ho detto anche nella rassegna, nella concorso di premiazione della premiazione delle poesie, ecco, se devo pensare a qualcosa che mi legava a Tiziana, devo dire la sua generosità. Tiziana è una persona estremamente generosa, lo era sia da un punto di vista, come dire, materiale, era una che faceva molta carità, ma era anche una persona generosa d'animo, è una persona che sapevi che ti potevi sempre appoggiare su di lei. È vero, si dice spesso sono sempre migliori che se ne vanno, ma nel caso di Tiziana credo che proprio che sia veramente appropriato e assolutamente vero. Sì, Tiziana effettivamente lascia un vuoto incolmabile, un po' la sua storia ha colpito tutti, e questa morte prematura ha lasciato davvero come dire, un po' dispiaciuti, tristi, per questa... E anche la dignità con cui ha combattuto io contro proprio la lì malattia. ti volevo dire, perché lei ha combattuto come una leonessa, una guerriera, questo grave male, poi non ce l'ha fatta come tutti sappiamo, però ha organizzato persino il suo funerale. Sì, è vero, lei dal 2020 combatteva contro questa malattia, lo scorso anno era qui con noi, probabilmente consapevole del suo destino,
però è stata con noi e ha fatto, come dire, anche lei ha organizzato la sua processione, ha organizzato la doble floreale, ha organizzato la pulitura degli argenti, era insomma una figura presente, e proprio perché era così presente si nota la sua assenza. Ecco, ci mancherà Tiziana, come mancano altri consoli che comunque ci hanno lasciato, ce ne sono tanti che recentemente hanno lasciato la vita terrena e hanno lasciato anche un vuoto incolmabile qui nell'ambiente dei misteri. Mi piaceva ricordare, noi siamo cresciuti con le cronache di Volle Cammareri. Ecco, volevo un ricordo dedicato a Volle Cammareri, che questa è la seconda edizione, lui è scomparso anche recentemente. Volevo ricordare perché la sua voce ormai era la voce dei trapanesi. Ecco, Volli era sicuramente una persona molto legata alla processione, nonostante non fosse un uomo della processione, nel senso lo vedevamo qui in chiesa solo in occasione dell'entrata, delle uscite e in rarissime altre occasioni, però era sicuramente una persona che era una faccia di Trapani, un'espressione di Trapani, e nella processione insomma, lo vedevamo sempre nelle fasi di entrata e di uscita, e anche lui ci mancherà. Ci mancherà. Allora Massimo, adesso vogliamo far vedere a tutti quelli che ci seguono gli addobbi floreali. Partiamo da questi primi due gruppi. Seguici Massimo, seguici. Vai là. Massimiliano, allora siamo qui davanti, abbiamo i due gruppi, sono collocati già in ordine d'uscita. Ecco, cerchiamo di zoomare sugli addobbi. Ecco, tu che sei un cultore dei fiori, che idea ti sei fatto? Come hai visto gli addobbi quest'anno, in questa edizione? Sì, intanto c'è stato grande fermento fino a poche ore fa sugli addobbi. In linea di massima sono degli addobbi piuttosto sobri quest'anno, non ci sono grossi, non ci sono neanche tanti colori, sono molto chiari, molto tenui, insomma. In linea di massima sono così. Proprio qui davanti, se sta inquadrando Massimo la coronazione di spine, loro sono al centro dei fornai, per cui hanno sempre questi richiami al pane. Diversi anni abbiamo visto dei fiori fatti con il pane. Quest'anno loro hanno messo queste spighe di grano che in qualche modo richiama la materia prima necessaria per fare il pane. Dopodiché vediamo questi tulipanini bianchi, degli orchidei e degli anturiumi verdi. Vedete pure che qualche Massimo, se puoi inquadrare anche questo gruppo, vediamo l'addobbo anche dell'ascesa al Calvario, il gruppo conosciuto come Signorica Cruci in Gordo, che è molto bello come gruppo scultoreo, ecco, già adornato degli argenti. Ecco, vedete che già alcuni gruppi hanno pure la manta pronta, la manta che è per la processione. Massimiliano, i fiori di questo gruppo, ecco. Sì, loro vedete hanno queste particolari fioriture che vogliono ricordare il Calvario, no? Quindi hanno sembrano delle spine, no? Sembrano come se fosse una scena reale al Calvario. Dopodiché insomma ci sono delle orchidee, ci sono dei tulipani e delle rose color vinaccio, dei fiori del poeta, dei garofani del poeta. Allora, diciamo che i fiorai, che sarebbe più opportuno chiamare fioristi, perché qui esprimono la loro arte, che non è solo una professione, non è solo una vendita, è un'arte a tutti gli effetti, cioè ci sono fioristi che veramente esprimono tutta la loro competenza e adattano la scena, e adattano i fiori, diciamo l'addobbo alla scena, diciamo, che si presenta, perché spesso abbiamo addobbi legati a una scena una scena interna, e invece altri che invece sono degli addobbi che sono più opportuni per una scena esterna. Ecco, siamo qui davanti all'addobbo della separazione, la spartenza. Sì, loro vanno molto semplici, vanno con delle rose bianche, vanno con dell'isianthus, questo bianco con queste sfumature viola, e dei garofani del poeta verdi. Sì, capita anche
che si richiami la scena, così come capita anche che si richiami la categoria, adesso lo vedremo nei naviganti, esatto, sì, che hanno ci spostiamo. queste ortensie vieni Massimo, azzurre e richiamano il senso del mare. Sì, hai perfettamente ragione, ci facevo caso stamattina. Massimo, seguici. Ci avviciniamo di qua. Ecco Massimiliano. Insomma, anche questo è un ceto che quest'anno ha avuto una perdita. Avrà certamente un momento di... Il comandante Bosco che recentemente ci ha lasciati. Ecco Massimo, qua lo sto inquadrando, come vedete ci sono questi richiami al blu ed è inevitabile pensare che, visto che loro sono il ceto dei naviganti, il richiamo va verso il mare. Esatto, è proprio richiama completamente l'ambiente marinario, il mare a tutti gli effetti, e non a caso c'è il simbolo del ceto, che è quella nave a vela posta lì, collocata lì sulla vara. Io volevo che Massimo inquadrasse il volto di Gesù, perché a mio parere è uno dei volti, con quello della spogliazione, più bello in assoluto, più artisticamente riuscito. Ecco, è sempre un volto della scuola di Nolfo. Bene, un ricordo del comandante Bosco. Sì, un ricordo del comandante Bosco. Il comandante Bosco, che ebbi l'onore di intervistare qualche anno addietro, mi raccontò diversi aneddoti legati alla sua militanza e al suo impegno non solo politico, ma anche verso la processione dei misteri. E mi raccontò un aneddoto che un aneddoto di quando i misteri raggiunsero il santuario della Madonna nel 1977, e lui ebbe problemi con i portatori che a un certo punto, per la troppa stanchezza, mi raccontò, si rifiutarono e stavano per lasciare il gruppo in mezzo alla strada. Questo è uno degli aneddoti che il comandante mi raccontò durante un'intervista. Ma poi insomma siamo in questo momento in diretta nella pagina ufficiale dell'Unione Maestranze. Comandante Bosco, uno dei padri dell'Unione Maestranze, è uno dei fondatori dell'Unione Maestranze. Quindi è stato colui che ha voluto l'Unione Maestranze nel 1974 con lo scopo di ridare una maggiore dignità al rito, e quindi l'Unione Maestranze si deve grazie a lui. Ma anche, parliamoci chiaro, anche maggiore sostegno economico. Sostegno economico, c'erano delle difficoltà, ecco, l'idea di unire le maestranze e provare anche a trovare delle fonti di finanziamento che potessero sostenere le maestranze, è un'idea del comandante Bosco. E credo che un po' tutti dovremmo essere grati. Però al comandante Bosco mi piace ricordare chi nel dopoguerra, quando i misteri vennero poi ricostruiti, alcuni che vennero danneggiati, ha avuto cura della processione dei misteri. L'avvocato Mario Serraino, non dimentichiamolo, che grazie a lui si deve la ricostruzione dei gruppi. Quindi ci sono delle personalità, delle persone importanti, determinanti per questa processione, e se questa processione ce l'abbiamo dopo 4 secoli ancora qui intatta, è perché persone come il comandante Bosco, come l'avvocato Serraino, ma come tanti altri che magari del passato, ecco, hanno preso a cuore questa grande manifestazione che è dei trapanesi. Io andrei sull'Addolorata. Sì, io però prima, se mi è consentito, volevo un attimino, abbiamo qui dei consoli che sono rigorosamente sotto il gruppo di appartenenza. Ecco, un'emozione. Oggi è venerdì santo, Vito, ecco, qual è la tua emozione? A parole tue. La mia emozione è che io ho chiuso l'azienda per essere qua presente ed essere partecipe a voi, emozione infinita, non ci sono descrizioni comunque. Le parole non si trovano, non è semplice. Luca, una battuta. È bello gustare, perché la parola forse più giusta è gustare la preparazione dei misteri, dagli argenti ai fiori, un po' le finezze. Questo è il gustare i misteri. Gaspare, possiamo dire che oggi per noi, per tutti gli addetti ai lavori, in realtà è un giorno malinconico, perché comincia alla fine di tutto un ciclo. Di tutta una preparazione che dura abbastanza, ed è bello perché ci si riunisce tante persone, ci si riunisce per fare
diciamo, organizzare tutta questa processione che è veramente un fiore all'occhiello per la nostra comunità ed è molto emozionante. Vivere queste fasi di preparazione per me è la cosa più bella che ci possa essere in questo periodo. Grazie a voi, grazie. Effettivamente è vero, il venerdì santo, la mattina del venerdì santo è un giorno mesto, malinconico per tutti gli addetti ai lavori, perché effettivamente comincia in questo giorno la fine di tutto, la fine di un ciclo che è cominciato 364 giorni prima, quindi vedete un po', adesso dopo sabato mattina quando rientrerà l'Addolorata e poi ci sarà anche la processione del risorto, festeggeremo la Pasqua, da lunedì in poi si penserà all'anno successivo, al 2024, ci si metterà al lavoro per la processione del 2024. Massimiliano, ecco, vediamo questo addobbo, vediamo di zoomare su questo addobbo. Sì, qua l'elemento trainante è il tulipano bianco, abbiamo delle rose color vinaccio, abbiamo dei tulipani anche loro color vinaccio, dell'ipericum bianco e delle frese bianche nel frontale. Bell'addobbo sobrio, elegante, molto, molto bello. Ecco, sì, vedete già... detto, gli addobbi su quest'anno sono hanno colori molto tenui, c'è tanto bianco, c'è tanto rosa. Quindi come dire, anche i metallurgici sono conformi alla linea che quest'anno è stata adottata. Ecco, volevo far vedere a tutti quelli che ci seguono, ecco, giovedì santo nella diretta di giovedì abbiamo fatto vedere le aste con i cugni che stavano preparando, che sono quei pezzetti di legno per equilibrare le spalle dei portatori, compensare le altezze. Ecco, vedete, adesso i portatori hanno già provato, quindi si sono già equilibrati, ecco, e hanno come dire, rivestito le aste con questo tessuto, e questo sarà il tessuto della processione. Ecco, sono dei dettagli che spesso magari non arrivano agli occhi di tutti e noi ve li vogliamo far vedere. Ci spostiamo all'Addolorata, sì. Altro momento è quello del montaggio della manta, ne stiamo vedendo qua vicino a noi due, vedete, i naviganti stanno finendo di montare la manta e lo stesso stanno facendo i pescatori da questo lato. Ecco, sono anche questi momenti particolari, sono momenti si sta per chiudere gli ultimi dettagli. Ieri avevamo lasciato una chiesa ancora con tanto lavoro da fare, adesso siamo soltanto ai dettagli. Io volevo poi, mentre che Massimo si sposta, volevo un po' parlare di questa notte. Siamo stati qua. È stata una notte dove c'è stata tantissima Trapani, tantissimi turisti che si sono riversati nella chiesa. Intorno alle 11 siamo usciti un attimo dalla chiesa, c'era una fila che andava quasi a metà della via Domenico Giglio, tanta gente che voleva entrare, tanta gente che voleva abbracciare Misteri in chiesa prima di abbracciarli più tardi per le strade. Sì, effettivamente hai ragione, perché io sono stato qui pure fino a tardi e i trapanesi, ma non solo trapanesi, hanno abbracciato i loro misteri, le loro vare. Ecco, è importantissimo. Massimo, io volevo cogliere l'occasione per far parlare la moglie del console. Ecco, ti volevo chiedere cosa si prova a essere la moglie di un console? È una forte emozione e soprattutto proprio li rivivi in prima persona. È emozione, veramente, proprio quello che si trasmette, sia mio marito che trasmette a me, la mia famiglia, mio figlio, cioè noi siamo appassionatissimi, è un'emozione fortissima veramente, perché vivi quei giorni con tanta passione e con tanto amore e affetto a questa processione. Grazie. Il punto di vista delle mogli è molto importante, perché il console ha un impegno non indifferente nella processione, è una figura determinante della processione dei misteri, è lui che deve pensare, il console deve pensare ad organizzare la processione, coadiuvato da altri consoli e colleghi, ma molto spesso a pagarne le conseguenze in questi giorni di Settimana Santa, ma anche nei giorni precedenti, sono le famiglie. Ma quando le famiglie partecipano, ecco, tutto diventa più bello e tutto diventa migliore.
Ecco, spostiamoci qui all'Addolorata. Forse da qua ci riusciamo, perché qui quest'anno, insomma, nell'ambiente dei misteri c'era l'attesa di un debutto, che era quello di Michele Iovino, che per la prima volta si è cimentato nella realizzazione degli addobbi. Anche lui ha sposato una linea molto sobria, sì, molto gradevole, non ci sono stati colpi di scena. Se qualcuno si aspettava dei colpi di scena in merito all'addobbo, così come è stato per la Scinnuta, dove invece ha creato davvero una composizione particolarmente elegante, particolarmente di impatto, e ha dato un'impronta. Qui vediamo un addobbo assolutamente gradevole, con delle orchidee, con delle rose, ci sono le rose anche lui con le rose vinaccio, vediamo delle fresie. E quindi delle callette, diciamo, sembra un viola, un vinaccio anch'esso molto gradevole. Insomma, questo bianco e questo rosa scuro che si sposano e creano davvero un bel effetto. Ecco, volevamo intervistare Michele Iovino, che al suo esordio qui come, diciamo, fiorista nella processione dei misteri, addobbando appunto il simulacro dell'Addolorata, ma è andato via. L'addobbo merita certamente. Volevo far vedere, ecco, sta inquadrando l'Addolorata perché l'avevamo lasciata giovedì senza il manto nero. Ieri c'è stato appunto il rito della vestizione, anche qui durato circa 3 ore. Perché il manto va messo in una certa maniera. Considerate che è una stoffa, un velluto molto ampio, che ogni piegatura viene fatta appositamente. Ecco, vedete la Madonna che ha tra le mani quel cuore d'argento trafitto da un coltello, che ovviamente rimarca il dolore di Maria, che va ovviamente dietro al destino, alla morte di suo figlio. Allora, Massimiliano, ci avviamo verso qui. Ecco, volevo un attimino andare nel gruppo degli ortolani e Gesù nell'orto. Allora, ecco, siamo nella qui, zona ortolani. Ecco, loro, guarda Massimo, ecco, se li questa è inquadrare, una scena tipicamente all'esterno. Anche loro hanno la manta in mano e la stanno per collocare. Se inquadri nel sotto. Se vedete giù, vedete anche il sottovara, lì verranno collocate le batterie e tutto ciò che servirà che sarà necessario. Sì, diamo pure siamo in diretta Facebook, sulla pagina dell'Unione Maestranze. Ma diamo volentieri una mano. Però possiamo anche allora, volevo rubarti 20 secondi. Lidia non solo fa parte del gruppo del ceto degli ortolani, qui Gesù nell'orto, ma è anche vicepresidente dell'Unione Maestranze. Come riesci a conciliare l'impegno del gruppo con l'impegno ancora più grosso dell'Unione Maestranze? Con l'aiuto di nostro Signore e della nostra Madonnina, perché è complicato, però noi ce la faremo, ce la facciamo. Solitamente ogni anno ce la faccio, poi ogni anno è un anno di vecchiaia in più, speriamo. Grazie Lidia. Grazie Lidia. Allora, mi vuoi parlare un po' di questo addobbo? Sì, è un addobbo anche questo, come vedete, molto semplice. Ci sono delle rose, delle orchidee, dei tulipani, anche questi vinaccio. Il vinaccio quest'anno è un colore preponderante, così come il bianco e il rosa. L'avevamo detto prima, qua sono degli addobbi molto tenui, molto eleganti, molto raffinati, senza eccessi. Ecco, spero che chi ci segue stia apprezzando un po' quello che stiamo facendo vedere oggi, venerdì santo, qui presso la chiesa animesante del Purgatorio, con i misteri tutti addobbati. Io, se Massimo mi segue con la camera, volevo un attimino avvicinarmi a questa bella signora. Massimo, ecco qua. Questa bella signora che appartiene qui al ceto dei naviganti, mi deve dire in quante mante dei misteri lei ha messo le mani? In quella mia e in quella sua. E poi cosa ha fatto nell'Addolorata? Ho cucito il manto. Ha cucito il manto dell'Addolorata. Questa signora fa la sarta e però sì, no, di professione amatoriale. Questo appellativo lo rifiuto. Sono autodidatta. Autodidatta.
Quindi ha rettificato, rettificato le mante di alcuni dei gruppi, tra cui anche il manto dell'Addolorata. E che emozione è stata per lei, soprattutto cucire? indescrivibile, Indescrivibile. sia a cucirlo e sia a vederlo montato. È una cosa che non si può esprimere a parole, si deve sentire qua. Grazie. Ecco, spero che i trapanesi possano percepire l'emozione che i partecipanti hanno. Ecco, il solo fatto di cucire una manta o il manto dell'Addolorata, vedete quanta emozione si prova dentro. L'abbiamo visto con le parole tremolanti di questa signora che è sempre a disposizione qualora ce ne fosse bisogno, e per tutti i gruppi. Io mi avvicinerei, se vogliamo vedere qualche addobbo che un po' si discosta da quella che è la linea generale che hanno scelto i fieristi, nella area muratori. E lì troveremo qualcosa di un po' diverso rispetto a quello che abbiamo. Seguici Massimo, seguici. Ed anche quando passiamo qua dai pescivendoli, l'accesso dei pescivendoli, anche loro hanno uno stile sobrio molto, molto in linea con tutti gli altri. Anche loro hanno delle rose vinaccio, hanno queste calle che danno sul vinaccio, hanno delle orchidee che tendono al viola, dell'anturium anch'esso sul rosaceo. Anche questa viola ciocca è abbastanza particolare. Invece c'è un particolare che mi colpisce, il cero con il fiocco nero che hanno posto sulla vara. Dovremmo chiedere ora arriva. a Rosario che cosa simboleggia. Sicuramente è legato magari a un lutto del gruppo. Noi dobbiamo ricordare che qualche anno fa è venuto a mancare uno dei pilastri di questo gruppo, ossia Vincenzo Scaturro, che è stato capoconsole di questo gruppo. Ma comunque adesso lo sentiamo Rosario. Sta arrivando. Eccolo. Rosario, oltre ovviamente ad appartenere a questo gruppo come famiglia, insomma, abbiamo ricordato tuo fratello, vedevamo che c'è questa cera, questo cero e questo fiocco nero. Noi quest'anno abbiamo avuto un altro lutto, che è stato un altro grandissimo amico che per il gruppo, per il cedo, era disponibilissimo, che è Ugo Panetteri. Se te lo ricordi bene, quel signore con il sicario, lo conoscevamo in tanti. Noi abbiamo Ugo quest'anno che ci ha lasciato in un modo così improvviso, tanto che mi sto emozionando, perché per me era un fratello amico. E Rosario è anche consigliere all'Unione Maestranze, oltre ad appartenere ovviamente qui al gruppo I Pescivendoli. Quindi Ugo Panetteri, il ricordo è di Ugo Panetteri. Sì, è stato pure vostro console. Il nostro console, bello, quasi un decennio, sai. Un decennio era con noi, si praticava per l'uscita del gruppo, era disponibile in tutto, gli chiedeva una cosa, lui faceva la qualsiasi per portarla. Pensa che un anno siamo usciti senza banda, lui ci disse: li esco io soldi della banda, perché eravamo in difficoltà come capitale per pagare la banda, le esco io, ci sono Ugo, visto la categoria logicamente non ci ha consegnato qualche cosa in più, e usciamo in banda. L'importante è portare il gruppo in processione, o siamo con la banda, o siamo in banda, non è una... Lo spirito deve essere proprio questo, che uno deve fare quello che può alla fine, giusto? Ma ricordo anche di Panetteri come lui facesse molta promozione culturale, anche fosse molto impegnato anche ricordo delle manifestazioni. Ugo era tantissimo per la manifestazione che abbiamo fatto ieri qua, questa del bombardamento che abbiamo avuto qua a Trapani nel 1943. Lui per queste cose era una persona tranquillamente che gli piacevano fare tutte queste manifestazioni. E poi si praticava anche a fare, perché lui veniva da una famiglia di ex militari, per cui è stato un paracadutista. Lui se c'era da fare una manifestazione era sempre disponibilissimo. Infatti mi invitava spesso alle sue manifestazioni. Grazie Rosario, grazie. Nino, mentre ci avviciniamo qua ai muratori, volevo proprio porre l'accento su come questo ambiente si leghi a dei personaggi, e quando vengono a mancare non può fare a meno di ricordarli, e questo, vuol dire, è un aspetto
molto, molto forte, molto bello che questo ambiente matura. Allora, parlavamo di... Allora, prima parli Perfetto. dell'addobbo qui legato alla flagellazione, ceto dei muratori scalpellini, poi abbiamo qui il capoconsole, gli facciamo dire qualche battuta, Ok. il signor Antonino Figuccio. Prego Massimiliano. Allora, loro, come avevo detto, si discostano fortemente dal resto dei gruppi quando concerne gli addobbi. Come vedete, colori fortissimi. Questo giallo così intenso, questo rosso che dà, insomma, sul viola molto, molto intenso, quell'arancio di là, e poi loro tendono molto a ricreare la scena, quindi la scena della flagellazione. Anche qui vedete questi elementi floreali che richiamano un po' i fiori di campo, e quindi ecco, loro si sono discostati dalla tendenza generale, che è quella della linea più sobria, della linea del bianco, del rosa. Loro vanno con colori più accesi, ma mi sembra che i muratori scalpellini abbiano in un certo senso quasi annualmente un poco lavorato in modo discostato dagli altri l'addobbo floreale, cioè voglio dire che hanno dedicato più energie, dedicano molte energie sulla scelta dei fiori e su come l'addobbo deve effettivamente poi venire a esprimersi. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Abbiamo qui il capoconsole di questo gruppo del ceto dei muratori scalpellini, signor Antonino Figuccio. Signor Antonino Figuccio, l'emozione di oggi, lei è qui, non ci abbiamo dormito sopra, non vedevamo l'ora stamattina di alzarci, siamo qua al centro storico, abitiamo noi su Erice, per cui abbiamo affittato un localino per essere... Come fanno in tanti? Per essere vicini e non perdere tempo a fare avanti e indietro con le macchine. È molto emozionato. È molto emozionato, ripeto, non ci abbiamo dormito sopra, non vediamo l'ora che si facciano le 2 e così si apre si apra quel portone. Quel fatidico portone. Sto parlando male perché sono un pochettino con... Vabbè. Allora, ringraziamo il signor Antonino Figuccio, capoconsole del ceto Muratore Scalpellini. Come vedete l'attesa e l'emozione dell'attesa è molto 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 forte, le emozioni qui si respirano, si toccano quasi con le mani. Allora, vienimi dietro, Massimo. Ecco, vediamo un attimino anche questi gruppi. Sì, abbiamo il ceto dei barbieri, loro vanno molto questo su questo. È il primo addobbo realizzato. Normalmente sì, sono sempre i primi a realizzarlo. Sì, loro vedete hanno anche loro su un colore molto forte, che è questo rosso passione, che però rimane un addobbo di stampo, come dire, classico, per così dire. Queste rose molto belle, obiettivamente sono veramente di bella presenza, e il tulipano bianco a far, come dire, un po' a spezzare questo rosso così carico. Sì, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. I fruttivendoli. Ecco. Loro tornano anche loro su fiori molto delicati, c'è tantissimo bianco, c'è questa viola ciocca messa lì agli angoli, c'è questo andurium bianco, i tulipani color vinaccio anche loro, hanno dell'isianthus, hanno dell'ipericum rosso, hanno quella viola ciocca particolare, proprio molto viola, ecco, che richiama al nome del fiore. Insomma, anche qui un gradevole lavoro. Sì, Massimo, io ho qui accanto a me uno dei portatori legati a una storica famiglia della processione dei misteri, una famiglia di portatori. Ecco, la famiglia Mantia è una famiglia che, voglio dire, a livello di portare i misteri a spalla è sempre stata tra, diciamo, le più rinomate. Ecco, qual è la tua emozione? Sei pronto per portare il peso oggi che porterai per le strade della città? Sempre pronto, sempre. Qual è la tua emozione? L'emozione è tantissima, perché a parte che si ricordano sempre i vecchi, di cui ci hanno fatto diventare quello che noi siamo, e poi la passione è enorme, proprio non si può distinguere. Che ti posso dire, Nino mio? Se qualche anno dovessi
saltare qualche edizione, ecco, qualche volta dovesse capitarti, come la prenderesti? Mi è capitato, Nino. Mi dici quello che hai provato? Tristezza perché, a parte che giustamente per problemi di salute non ho potuto portarlo, questo. Però ringraziando a Dio mi sono ripreso, sono tornato di nuovo al 100% e ne sono contentissimo. Però c'è molta tristezza quando uno non può vivere queste emozioni così direttamente. Ma ti posso dire che intanto che io sono stato insegnato da mio zio Mario Amandia. Mario, sì, per me è stato un altro secondo padre, in tutto e per tutto, perché se mi trovo dove sono adesso è solo grazie a lui, solo grazie a mio zio, e sono orgoglioso di essere un grande portatore dei misteri. Quale gruppo porterai quest'anno? Gesù dinanzi ad Anna. Gesù dinanzi ad Anna, legato al ceto dei fruttivendoli, proprio questo qui davanti. Già che porta i misteri ha 36-37 anni. Complimenti e grazie, buona processione, buona emozione. Dimmi, sempre per andare sui lati tecnici, diciamo, della processione, per quello che ancora ci è consentito di poter vedere. Se Massimo inquadra sottovara, ecco, come vedete ci sono anche presenti degli estintori, questo perché si deve garantire la sicurezza, quindi processione non è solo arte e bellezza, ma è anche sicurezza, per cui ogni anno vengono peraltro, come dire, revisionati per garantire la sicurezza di tutti. E poi volevo far notare anche a volte come ci sono delle situazioni come c'è quel cuneo particolarmente alto. Chiamiamolo cugno. Cugno, va bene, ecco. Ecco, è un cugno particolare questo, è molto grosso, si vede che ci sarà possibilmente ci sarà un bambino o una persona particolarmente bassa. Ci avviciniamo verso gli altri gruppi. Sì, allora abbiamo qui anche l'urna Gesù nel sepolcro. Sì, anche loro vanno sempre molto sul chiaro. Questo è un addobbo realizzato dai fratelli Savona, che sono anche portatori dei misteri, oltre a essere fioristi. Loro vanno sempre su elementi molto, molto chiari, d'altronde è una scena particolare quella che si va a rappresentare con Gesù nell'urna, quindi abbiamo questo bianco che impera, ma anche questo giallo con dei tulipanini, con delle roselline, queste orchidee, insomma, che fanno questo arco di orchidee che vanno ad avvolgere il gruppo, e anche dell'anturimo bianco. Insomma, anche questo è molto sobrio, molto diciamo che rispecchia un po' anche la scena. Allora, di là, vediamo, di là invece il ceto dei Salinai, anche loro hanno un'impronta, come dire, sempre abbastanza fissa. Loro vanno sempre con queste orchidee viola molto, molto forti, e quest'anno mettono anche questo tulipano con l'orvinaccio. Anche loro sono sempre per una linea molto, molto sobria, essenziale, direi, fiori importanti, ma quel che basta secondo la loro linea di pensiero. Vedo anche dei garofani del poeta verdi. Io volevo che Massimo inquadrasse questo mulino, zoomasse sul mulino, perché come vi dicevo qualche giorno fa, i simboli, ecco, nel ceto dei naviganti abbiamo la nave, la vela, qui abbiamo il mulino, perché questo è un gruppo che è affidato al ceto dei Salinai, che voglio ricordare che è stata a Trapani sempre una categoria molto importante per l'economia della città, e ieri più di oggi. D'altronde Trapani è proprio denominata la città del vento e del sale, ecco, questo mulino è anche espressione dell'artigianato trapanese, perché è un mulino in argento con alcuni elementi in corallo. Invece i sarti, se li incontriamo, loro vanno veramente molto sull'essenziale. Ci sono questi anturium verdi che si sposano molto bene con dei ranungoli rossi, e poi sembrano delle gerbere rosse e dell'Ipericum sempre rosso, qui però vedete, come dire, loro ritengono di esaltare evidentemente più le statue, e l'addobbo rimane un elemento decorativo che non va a sovrastare la bellezza delle statue. Io volevo sempre con Massimo far notare come
si sposta da questa parte e il ceto dei pittori, decoratori e funai ha spesso presente il garofano. Ecco, l'elemento del garofano, tra l'altro davanti loro mettono, forse ora facciamo anche il giro, loro davanti fanno proprio una semisfera che davvero ricorda i tempi che furono, quel modo di fare addobbi di una volta. Vedete qua c'è proprio, se Massimo si avvicina, c'è il garofano rosso con questa semisfera, peraltro qua vedo il signor Cimino vicino e mi ricordo che sempre quando lui era in questo gruppo, no, ma mi ricordo che lei mi diceva spesso: a noi piace il garofano, a noi piace che il fiore della tradizione è il fiore. Il fioraio era maltese, una grande persona, su Asparino ci dicevano oggi, su Asparo faceva un addobbo bello. Il problema fondamentale è l'amore che uno deve avere dentro di sé e poi si trasmette l'emozione, che è una cosa fondamentale. Io da piccolo amo e amavo e continuo a amarlo sempre, perché sono nato qua nei Misteri e ho fatto la storia, anche i volontari si chiamano un nome solo, Giovanni Cimino, e poi mi volevano linciare tutti quando erano, va bene. Banda alle Palene, però volevo ritornare un attimo proprio sul signor Maltese. L'abbiamo ricordato il secondo giorno, anzi, che abbiamo fatto la diretta, perché lui aveva una tecnica che ancora adesso adottano solo probabilmente i Grimaudo che addobbano la Madonna, la Maria del Popolo, che era quella di costruire lui faceva i telai direttamente in bottega, metteva i fiori direttamente in bottega, quindi aveva tutto il tempo per poterseli costruire, dopodiché veniva qua e li collocava. E io ricordo proprio su questo gruppo spesso trovavamo o dei semicerchi, delle mezze ruote di lato, o anche dei rettangoli di fiori, e voi, questo gruppo insomma è uno degli ultimi ad essersi adeguato a un nuovo stile di fare addobbi, però rimane il garofano. Una volta in processione abbiamo avuto una disgrazia, sarebbe che la croce si è staccata e saluteravamo con un filo tutto legato, e poi il prossimo anno, l'anno successivo ho costruito la montagna io, piano piano. All'epoca c'era Monsignore, non mi ricordo, poco importa, e ho continuato. Poi mi dice: no, vedi che queste cose, se viene le belle arti ti fanno. Senti qua, ci disse, io per dove è messa la croce c'era una montagna e la sto costruendo, poi se non piace alla soprintendenza la levano, e però che mettono una cosa adeguata, perché c'erano i ferri che tenevano la croce. Bisogna dire, poi passiamo alla Mandalina, che ormai c'è un'attenzione particolare anche a quella che è la conservazione dell'immagine sacra, e anche la soprintendenza ha fatto. Massimiliano, io volevo aggiungere una cosa, che questo gruppo, la ferita al costato affidato al ceto dei pittori, funai e decoratori, rappresenta anche un simbolo della processione dei misteri, con l'addolorata e, se vogliamo, con l'ascesa a Calvario, perché molto spesso, ecco, nelle riviste, negli opuscoli che si fanno, questo gruppo arriva in copertina, così come arriva in copertina il Cristo dell'ascesa a Calvario o l'addolorata. Insomma, è un simbolo della processione dei misteri. È inevitabilmente una scena forte, insomma, questo soldato romano che sta per conficcare questa lancia sul corpo del Cristo. È chiaro che è una scena che è drammatica, e proprio per questo è una delle scene più rappresentanti, insomma, oltre al fatto che
anche la scena è riprodotta in maniera, come dire, notevole da parte dell'autore. È evidente anche qui la scuola Nolfo, la scuola Nolfo non si smentisce, il perché volto del Cristo. Ecco, i volti del Cristo sono secondo me quelli più riusciti a livello, significa più espressivi, diciamo più riusciti artisticamente. Ecco, noi proseguiamo il nostro giro. Tantissimi auguri, buon lavoro. Grazie signor Cimino. Massimo, seguici. Allora, Massimiliano, tocca parlare un po' dell'addobbo qui dei falegnami e anche questo dell'abbigliamento. Sì, allora l'abbigliamento, se Massimo intanto ci raggiunge, l'abbigliamento va su delle orchidee, c'è tantissime orchidee, loro scelgono questo giallo e questa orchidea veramente gradevole con questo bianco, queste striature di viola, e dietro mettono delle palme, può richiamare, ecco, la scena. Anche qui, se Massimo gira un attimo, ecco, possiamo notare come ai bordi della croce ci sono queste composizioni che sanno molto di campo, no? Sanno molto di campagna, dove probabilmente la scena è stata realmente realizzata. Io volevo dire una cosa su questo gruppo che esce sempre con i ceri e con questi fiocchi rossi in maniera rigorosa, è una tradizione proprio di questo gruppo, perché ce lo diceva Antonio Giurlanda. E poi volevo anche aggiungere una cosa relativa a questo gruppo. Vieni Massimo, inquadra quella croce d'argento che viene collocata proprio dietro al Cristo. Una volta questa croce, circa forse più di 20 anni fa, non era in argento, questo è un suppellettile, diciamo, recente. Questa croce veniva realizzata come installazione floreale posta lì sul gruppo, poi invece l'hanno fatta come suppellettile in argento, ed è questa che vediamo oggi qui in processione nel gruppo La Spogliazione, ecco, del ceto abbigliamento e tessili. Va bene. Poi vuoi dire qualcosina prima di chiudere? Sì, credo che ci sia rimasto soltanto da vedere il ceto dei macellai che non abbiamo. Allora raggiungiamo il ceto dei macellai. Loro mettono delle orchidee, anche qui i colori si ripetono, sono delle orchidee bianche e delle orchidee. Diciamo che i pescatori è molto simile ai pescatori. Sì, i colori assolutamente sì, ma anche i fiori, sì, più o meno hanno le orchidee, loro forse aggiungono più delle rose. Ma in linea di massima sì, l'abbiamo detto a inizio collegamento, no? Abbiamo visto una linea guida che è stata questa del bianco, del rosa, del viola, e forse anche questo è il mio personalissimo parere, chiaramente poi ognuno va a vedere quelli che sono i propri gusti personali, ma credo che il viola col bianco sui gruppi renda tantissimo, anche perché insomma il viola è anche il colore della Quaresima e ci porta verso la strada che tra qualche ora i gruppi prenderanno. I colori sono importanti perché non sono casuali. Io Massimiliano, se tu mi raggiungi, volevo chiudere da qui la diretta di oggi, innanzitutto ringraziandoti per la disponibilità, perché è stato un piacere collaborare con te con queste dirette, e volevo chiudere dicendo a tutti che abbiamo voluto regalarvi durante questa settimana delle emozioni, retroscena della processione dei misteri, perché ovviamente i trapanesi, chi è un po' distante dal mondo della processione dei misteri, li vede sfilare in mezzo alla strada, ma cosa c'è dietro magari molti non lo sanno. Noi abbiamo cercato di regalarvi queste emozioni, queste immagini, per farvi capire quello che c'è dietro la preparazione dei riti della settimana santa, con la speranza che abbiate in un certo senso gradito, ecco, queste nostre finestre aperte sul web, eccetera eccetera. Allora io vi ringrazio tutti perché abbiamo avuto tantissime visualizzazioni in tutte le, però mi corre l'obbligo prima di salutarvi. È arrivato un amico che aspettavamo, stavamo chiudendo, però lo vogliamo qui. Prego, architetto Manu Guerra.
Eccolo qua. Ieri scherzando l'abbiamo definito come il Bruno Pizzolo dei misteri. Allora, io volevo dire una cosa, l'aspettavamo perché noi ricordiamo sempre con molta anche nostalgia le cronache che lei faceva a Telesud commentando, diciamo, RTC, perché sono ancora molto più antiche, commentando i misteri. Noi le sue curiosità, quello che ci diceva a proposito, anche le sue opinioni rispetto alla chiave artistica, ai colori, a noi incuriosiva. Io ricordo più giovane, ecco, il nostro maestro. Lei che nostalgia ha di quei tempi? Intanto perché allora le facevo e ora non come dire, insomma, sono stato giustamente sostituito, insomma, c'è evoluzione anche in questi campi. Sì, io diciamo, ci siamo inventati allora, diciamo, le cronache, le telecronache, non erano d'uso. Io ho anche scritto uno dei primi, come voglio dire, opuscoli, diciamo, di questa era più recente, per cui c'era una passione di fondo che mi spingeva e ci spingeva tutti, e poi insomma era anche un linguaggio che era adeguato a quei tempi, sorsero le televisioni, per cui c'era la necessità, come dire, in qualche maniera di allargare questa conoscenza dei misteri. Io allora fui designato a fare i commenti che inizialmente erano proprio, come voglio dire, sobri, molto lineari, giusto per raccontare un po' la storia, un po' la provenienza, un po' le caratteristiche, perché c'è da raccontare molte cose sui misteri. C'è un'aneddotica ovviamente che è riferita a tutti gli avvenimenti recenti, soprattutto a partire dalla dopoguerra, perché i misteri, come tutta la città, sono stati danneggiati, nel senso che sono stati bombardati, per cui alcuni si sono persi, sono dovuti essere ricostruiti, uno totalmente, che è quello dei falegnami, di cui sappiamo tutti la storia, e poi c'è una valanga di cose da dire. C'è dalla come dire, la costituzione di elementi artistici, i riferimenti iconografici, l'arte del barocco, perché queste sono tutte statue, circa 78, che sono state realizzate dal 650 in poi, dal 700 in poi, quindi sono diciamo recenti rispetto alla loro vera lunga storia, per cui insomma materiale di cui parlare ce n'era allora e ce n'è ancora ora, perché via via poi si avvicendano una serie di questioni sulla gestione, le maestranze che sono sorte perché dopo la guerra c'è stata una crisi organizzativa, per cui poi c'è stata la necessità un po' di tirare le redini e cercare di capire come doveva organizzarsi la processione. Una processione di 20, tra l'altro una delle più lunghe, nel senso un unico serpentone, per quanto distinto da 20 piccole processioni individuali che si estendono per il percorso. Credo che sia proprio un unicum al mondo, che tra l'altro ora ci è stato di recente assolutamente riconosciuto, per cui c'è anche, come dire, una immagine turistica da promuovere, da salvaguardare, da sostenere, perché i turisti ora vengono perché sanno, un po' pure perché noi l'abbiamo raccontato lungo tutto questo periodo, quindi vengono specificatamente per vedere i misteri. Insomma, io, se mi lasci, No, per chiudere io invece ho una domanda, poi magari Massimiliano avrà pure qualcosa da aggiungere. Io le volevo chiedere, visto che lei faceva le cronache 40 anni fa, circa 40 anni fa, ecco, qual è la differenza che nota tra quella processione che raccontava e questa di oggi, che magari non racconta attraverso i media, ma in cuor suo la racconta ugualmente? Ma ci sono degli aspetti pure che ora via via sono sopraggiunti, che sono quelli che genericamente vengono detti, quelli della sicurezza, per cui c'è l'esigenza di un rigore, di un ordine
entrata, uscita, il percorso, perché appunto come dire, la società un po' è cambiata. Allora c'era una maggiore libertà, non c'erano transenne, anche la piazza era completamente libera per l'accesso, o perlomeno c'erano delle transenne molto deboli che erano quelle in legno, ma duravano proprio qualche attimo, ed era bello il fatto che la gente come se sapesse qual era il proprio posto, cioè non c'era un'aggressione nei confronti della processione o di coloro i quali che organizzavano, e quindi non avevano molto da fare, nel senso che ognuno si spostava il momento giusto, andava lì, toccava il mistero, perché ovviamente ognuno ha una propria passione rispetto ai misteri, per cui ognuno è interessato a toccare il fedele. Certo, una processione significa, secondo il mio punto di vista, procedere insieme, e io devo avere la possibilità di sentirmi legato all'oggetto del mio culto, per cui questa possibilità veniva data. I tempi poi insomma sono cambiati, ma dappertutto, quindi dicevo, per motivi di sicurezza ora ci sono più transenne, più distinzioni tra il soggetto che fa la processione e colui il quale la vede, per cui insomma molte di queste cose sono cambiate, però non cambia mai il trasporto, la passione, è come dire, noi tra l'altro trapanesi, insomma, che ci siamo cresciuti e che ci innamoriamo delle nostre cose perché abbiamo un sentimento di appartenenza, poi va a finire che non ne sappiamo fare a meno, insomma, e tu sai di cosa sto parlando. Massimiliano, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi chiedere qualcosa? È tutto tuo. Sì, no, io solo due mie considerazioni, ecco. Un po' la nostalgia di ascoltare l'architetto Manuguerra, ecco, questo dire processione, procedere insieme, lo diceva 30 anni fa, esattamente come lo sto dicendo adesso, e poi c'è un termine che io credo che abbia coniato lui per questa processione, e poi un po' tutti lo abbiamo, come dire, emulato, che è il termine serpentone, l'ho detto pure poco fa, però dà l'idea proprio di come si muove la processione intorno alla città. Va bene, architetto, noi il nostro grazie per ci ha raggiunto, noi eravamo in chiusura perché l'aspettavamo un po' prima. Che dura 30 anni. Un grazie che dura 30 anni. E spero che per 30 anni ancora duri per tutti noi, insomma, per noi, insomma, che già 30 anni li abbiamo fatti quantomeno. Vedrà, e dove vedrà la processione di oggi? No, io sono sempre del parere che la processione si fa, non si guarda, per cui io sono dentro, sarò dentro la processione. Risposta eccezionale. Allora, carissimi, con l'architetto Manuguerra, Massimiliano, Nino Barone, vi lasciamo qui dalla Chiesa Anime Sante del Purgatorio, ripeto, sperando di avervi fatto cosa gradita, farvi un po', regalarvi queste emozioni legate alla preparazione e retroscena della processione dei misteri. Dalla Chiesa Anime Sante del Purgatorio, buona processione a tutti, ai trapanesi. Venite a vedere questa processione, abbracciate i vostri misteri. Ci vediamo oggi alle ore 14, si aprirà questo portone e Trapani vivrà 24 ore di fede, arte, tradizione e passione. Arrivederci.